Nel porto di Gioia Tauro tra il 2012 e l'anno scorso sono stati movimentati più di 3.000 container contenenti sostanze tossiche classificate 6.1, stessa categoria delle armi chimiche siriane, per un totale di oltre 60.000 tonnellate, una quantità superiore alle 560 tonnellate di sostanze tossiche che arriveranno a fine mese. Vogliamo sapere cosa accade nei porti italiani, perché altro che operazioni in sicurezza, cioè, anche a Fukushima e anche a Chernobyl dicevano che il nucleare era sicuro, poi però avete visto cosa è successo. E se si vuole collaborare si collabori diversamente all'operazione, è giusto disarmare, ma non si capisce perché l'America partecipa e partecipa con una nave e sta in mare, le altre nazioni partecipano con navi e non vogliono mettere a disposizione i porti e stranamente l'Italia mette a disposizione tutto, mettendo a rischio invece l'incolumità e la salute dei propri cittadini.